Un libro non contiene solo carta, inchiostro e colla. Un libro, un vero libro, racchiude un'intera nuova vita. Un lavoro di grafica ben fatto non è solo un insieme di forme e colori. La grafica è passione, tecnica, creatività, genio e sentimento. Ogni persona ha i libri che ha letto, le emozioni che un'immagine, una foto, un colore le ha dato. Noi lo sappiamo bene, perché dedichiamo la vita per un'arte e ci emozioniamo ogni giorno. Bentornati all'appuntamento con 20 Minuti Veneti, la rubrica di approfondimento di Piave TV. Oggi abbiamo in questi 20 minuti un argomento davvero interessante, infatti parleremo di cibo. E anche l'ospite oggi in studio è una persona d'eccezione, è uno scrittore, un giornalista, professore di italiano e lettere, ma nonché un mio grande amico. Aldo Trivellato, benvenuto. Ci conosciamo da 20 anni ormai, inutile nasconderlo, quindi non ci diamo del lei, ci diamo del tu. D'accordo. Benvenuto Aldo. Aldo, oggi sei qui per parlarci di un libro che tu hai curato, hai scritto, I sapori del Piave. Io già sapevo che tu hai questa passione per la gastronomia. In realtà questo è un libro che parla di antichi sapori. Sì, è un libro dedicato alla tradizione gastronomica, anche se non è un libro di ricordi. Io ci tengo, quando lavoro come storico della gastronomia, in realtà guardo al futuro, la storia è futuro. La storia è futuro perché parte dalle radici e c'è anche il famoso detto che se non conosciamo le nostre radici non possiamo crescere e non sappiamo dove andare. Ma quindi da dove sei partito nella storia? Qui si parla della storia dei cibi della tradizione del Piave, quindi da che zona a che zona, Aldo? Ecco, esattamente, questo è un libro che appartiene a un progetto, riscopriamo gli antichi sapori, di cui poi magari avremo modo anche di parlarne. La zona di interesse specifico in realtà è il Veneto, anche se ci siamo interessati soprattutto alla zona del Basso Piave, con specifico riguardo alle terre, quindi che vanno dall'ultime brani del Trevigiano fino alla foce del Piave, quindi al termine, al mare. È un percorso, voleva essere anche più ambizioso, volevamo partire addirittura dalle fonti del Piave per arrivare alla foce, poi ci siamo necessariamente costretti invece a limitare il nostro percorso e siamo quindi occupati nello specifico del Basso Piave. Nasce l'idea di questo libro, oltre alla tua grande passione che è, per che cosa? L'idea nasce da un progetto di Confartigianato dedicato alla cultura del cibo, ai mestieri del cibo, altro argomento interessante di cui poi in questo incontro magari parleremo, e supportato da Venezia Opportunità e quindi dalla Camera di Commercio della Regione Veneto, che finanzia e contribuisce a realizzare progetti dedicati alla riscoperta delle tradizioni, dei valori del popolo veneto, perché abbiano anche una concretezza, non soltanto studi accademici che hanno comunque tutta la giusta nobiltà, ma anche effettivi riscontri poi nel territorio. Cioè, qual è il riscontro che stiamo cercando di promuovere con il progetto Riscopriamo gli antichi sapori? Quello di ritrovare una filiera del cibo che dalle origini, quindi dal piccolo contadino fino al negozio della città, ripercorra quello che è un cibo ancora autentico, parola difficile da spiegare. Ma per esempio, partendo dall'Alto Piave fino alla foce, dalle sorgenti, si passa da un tipo di cucina ad un'altra o ci sono cose in comune in questo percorso? E questa è una domanda intelligente, perché in realtà ci sono delle differenze enormi e sono quelle che balzano subito agli occhi. Però studiando l'antropologia del cibo, un po' quindi come si mescolano le culture popolari con la tradizione dei cibi, poi vai a ritrovare alcuni elementi fondamentali che riscopri comuni. E in questa comunità ritrovi quella che è un po' l'anima veneta, anche se veneti sono in realtà molti popoli che hanno in comune qualche volta molto poco. Però la storia, la riunificazione veneziana del Veneto, per esempio, e quindi la differenza che c'è tra una gastronomia di laguna e una gastronomia dell'entroterra più legata all'agricoltura, più contadina. Ecco, questi sono elementi che poi, legati ad alcuni cibi particolari, ritroviamo lungo tutto l'asse del Piave. Beh, per esempio adesso andiamo nello specifico. Quali cibi vengono raccontati in questo libro? Ecco, uno degli elementi... Magari uno intanto, quello che ti è piaciuto di più o che ti è interessato di più.
Sì, uno degli elementi più interessanti nella storia della gastronomia è che alcuni piatti, alcune ricette della tradizione che un tempo erano povere, oggi sono diventate ricchissime. Beh, per esempio la pasta e fagioli, pasta e fagioli. Quanto è buona la pasta e fagioli? Pasta e fagioli buonissima, no? È un piatto di Però la sa fare solo la mia mamma, io sono un incapace. Mi piace mangiare, mi piace molto questo libro, mi piace quello che ci stai raccontando e mi piacerà poi andare a visitare le proposte che ci dirai. Pasta e fagioli era insomma il cibo dei poveri, perché comunque conteneva tutto, la carne una volta non si mangiava. E poi quali altri cibi c'erano? Riso e tocchi, hai citato? Per esempio, appunto, il riso e tocchi, che cambia nome a seconda anche delle località, ma è un piatto che interessa in realtà tutto il nord Italia, proprio dal Piemonte fino al Veneto, con specifico riguardo per la Lombardia e proprio il Veneto. Il riso coi tocchi, che altri chiamano riso alla sbiraglia, termine che ho utilizzato anch'io nel mio libro, perché è legato anche agli sbirri, cioè alla polizia austriaca durante il lungo dominio austro-ungarico nelle terre venete e lombarde. E perché è collegato agli sbirri? Perché era un piatto richiesto continuamente dai soldati delle due Aquile, cioè dai soldati asburgici, che appassionati di rigagli di pollo, di questo risotto che trovavano nel Veneto. In realtà si trattava di un piatto poverissimo, perché anche la carne di pollo, carne poverissima per l'epoca, era comunque pregiata e quindi privilegiata. Viceversa, i resti, le rigaglie, la cresta, i bargigli, il resto del pollo veniva utilizzato per preparare un risotto poverissimo. Oggi in realtà si utilizza tutto il pollo e abbiamo quasi dimenticato le rigaglie, per esempio. E allora questo è un piatto poverissimo che in realtà diventa nobile. Per assurdo facciamo fatica a trovarlo, anche se nel Veneto è nata una confraternita, la confraternita dei risi e tocchi. Sono anche stata invitata a partecipare ad alcuni eventi, sì, dove si mangiava naturalmente, poi ho dato il voto, molto cose interessanti. Ascoltami, c'è un'altra cosa che ti volevo chiedere. Antichi sapori, però mi pare di aver capito, scelti con cura i prodotti, cioè c'è tutta una scelta che parte dal prodotto, da dove viene coltivato, quindi c'è anche un'attenzione a un certo tipo di agricoltura. Assolutamente. Il libro nasce come storia legata alla filosofia, all'antropologia del cibo, e quindi qui la mia competenza riguardava esclusivamente l'aspetto di studioso e di ricercatore dell'argomento. Però in effetti rientra in questo progetto più vasto che tocca proprio gli argomenti che stavi sottolineando, ovvero riscoprire, ritrovare perché esistono anche quei produttori, quelle piccole aziende, anche quei negozi commerciali, non che quei ristoranti, che sono riusciti o che vogliono, che hanno come progetto quello di dare una qualità del cibo, ma che sia una qualità anche legata a una tradizione locale che guardi al futuro. Che significa? Significa riproporre piatti della tradizione, ma con alimenti, ingredienti assolutamente di qualità, selezionati dal produttore al consumatore. Questa è una cosa molto interessante, bisogna fare attenzione, spesso insomma viene ricordato di guardare le etichette dove la cosa che tu acquisti è prodotta, confezionata, eccetera, proprio per la salute. Sì, da questo punto di vista c'è per esempio un involontario inganno. Se noi pensiamo a un prodotto tipicissimo del Veneto e del Basso Piave, che è la polenta, per cui quando noi vediamo polenta ci sentiamo immediatamente veneti, in particolare se è bianca a Basso Piave. Nessuno o pochissimi si interrogano sulla tipologia di farina che viene impiegata per produrre quella polenta. Ora è interessantissimo notare che il 90% delle polente che mangiamo è prodotto in realtà da farine provenienti da ibridi del mais che sono americani, che sono arrivati qui attorno al 1946-47. Noi la vera polenta, quella della tradizione, quella antica, sì, in realtà la mangiamo quasi mai, perché dovremmo cercare quelle tipologie di mais che venivano prodotte e coltivate in ambiente veneto e nel Basso Piave in particolare, esclusivamente prima. Per esempio il mais bianco perla, praticamente abbandonato, il bregantino e altre qualità e tipologie. Quindi per un utente che volesse ricercare questo tipo di cose, dove è possibile andare? Perché non credo sia facile comunque trovare. No, non lo è. Non lo è perché i produttori, per esempio, di mais bianco perla, c'è una grande battaglia in corso perché sono pochi, no? Sono molto pochi e si sta cercando un riconoscimento addirittura europeo. Per un percorso complesso che per ora non ha trovato ottimi risultati. In commesso esiste qualche produttore di mais bianco perla, lo si ritrova per esempio a Musile di Piave, alcuni sono citati nel percorso di Riscopriamo gli antichi sapori, esattamente, dove è possibile trovare una farina autentica prodotta da un mais autentico.
Ecco, qual è il grande problema? Che spesso anche il buon gustaio è disinformato. Ecco. Sì, io sono una buon gustaia, però effettivamente le cose che tu mi stai dicendo non le conoscevo, quindi sarà anche interessante per me andare a leggere nel dettaglio ciò che dici nel libro, ma credo un po' generalmente tutti, poi cosa vuoi? Io credo sia anche la fretta, tutti lavoriamo, eccetera, uno presta poca attenzione. Secondo te, Aldo, un libro come questo può aiutare il cittadino ad essere più attento a quello che mangia, diciamo? Ecco, io non posso che augurarmelo. Va detto che c'è un forte ormai movimento rivolto ai cosiddetti consumatori, parola che non amo molto, perché amo pensare a persone che mangiamo tutti i giorni, quindi non è un problema di consumare, è un problema anche di avere un buon rapporto con il cibo, che poi significa avere un buon rapporto con gli altri e con se stessi. E io mi auguro che questo libro possa aiutare, fermo restando che questo è un libro di storia della gastronomia, che potrebbe contribuire a capire alcuni meccanismi molto semplici legati ai movimenti del baccalà, da dove arriva il merluzzo che mangiamo, per esempio, ma anche questioni più semplici. C'è una differenza tra baccalà, stoccafisso, vero? Sì, noi veneti chiamiamo baccalà qualunque cosa abbia a che fare col merluzzo in realtà. In realtà no, lo stoccafisso è quello che noi chiamiamo in Veneto baccalà, ecco. Mentre invece il baccalà, il baccalao portoghese, sarebbe il baccalà salato, che poi viene dessalato e utilizzato in cucina. Noi in realtà per fare i nostri classici piatti veneti, che possono essere il baccalà alla vicentina o il baccalà mantecato. Il baccalà alla vicentina è quello rosso, il esattamente. baccalà mantecato è quello bianco, allora, sai, sui crostini, vedi? Sono deliziosi, magari abbinati ad un buon vino. Esattamente. Mi vedi che sono un'intenditrice. Sei un'intenditrice, lo confermo. Sulla scelta del vino c'è una battaglia con il baccalà. Perché è rosso o bianco? Allora, i vini, qui mi uccideranno gli amici delle confraternite. In realtà per il baccalà alla vicentina esisterebbero soltanto vini dei Monti Iberici vicentini, secondo Vicenza. Con il baccalà mantecato, sfatto un mito, non dovreste mai bere prosecco, anche se tutti lo servono del prosecco. Anch'io. In compenso rivalutate i rossi. Davvero? Non corposi, non necessariamente corposi, deve essere un rosso tranquillo, deve essere un rosso felice, gioioso, di bassa gradazione alcolica. Attenzione comunque perché qui il baccalà in realtà è stoccafisso. Ecco, che infatti avevamo sottolineato. Ascoltami, è collegato a questo libro anche una schedina, vero, diciamo, ci sono un elenco di attività che aderiscono a questa iniziativa, e che cosa è possibile fare con questa scheda di partecipazione, diciamo? Sì, questo è un punto particolare voluto da Confartigianato e da Venezia Opportunità. Il libro non è in vendita, in realtà è a distribuzione gratuita, voluto perché finanziato appositamente per creare un circuito di conoscenza all'interno della cittadinanza. Chi volesse ricercare questo libro dove può trovarlo? Allora, è facile da trovare se abitiamo nel Basso Piave, visto che è dedicato al Basso Piave, nel senso che in tutti i negozi che hanno aderito all'iniziativa, però sono stati preselezionati, dovevano rispondere a quelle caratteristiche di cui abbiamo parlato finora, di qualità e legati alla tradizione del territorio. Quindi c'è stata una selezione prima, giusto, di tutte le aziende che ho visto sono qui elencate, ci sono ristoranti ma anche panifici, insomma c'è un po' un agriturismo, quindi insomma c'è una selezione di produttori di mais, orticoltori. Sì. Allora, ci si reca, in poche parole, con un po' di gioco alla caccia al tesoro, ci si reca in almeno 6 di questi negozi oppure produttori, nonché ristoratori o panifici. Ognuna di queste aziende o locali rilascia un timbro all'interno della cartellina, completati i 6 acquisti, il libro è in omaggio. Ah, che bello, questa è una cosa molto, un'iniziativa, insomma, però questa iniziativa ha anche un periodo in cui si può utilizzare, fare, che è vediamo se lo sai. Da adesso, dal 25 di maggio, già partita, fino al 30 di luglio. Esattamente. Quindi per chi volesse, insomma, c'è ancora un po' di tempo. C'è stata anche una dilazione, abbiamo anche ad agosto come mese a disposizione, però in effetti il grosso delle distribuzioni del libro si sta svolgendo in luglio. Sì. E questa schedina proprio appositamente dov'è che la trovano, quindi?
La troviamo o nella sede di Confartigianato di San Donà di Piave, oppure la troviamo nei negozi che hanno aderito all'iniziativa e quindi sono sparsi tra San Donà di Piave in assoluto, però poi c'è Eggia, c'è Torre di Mosto, vi sono diversi quindi locali, Eraclea, Jesolo, diverse località che ospitano l'iniziativa. Lo si riconosce grazie a un manifestino che indica qui il progetto Riscopriamo gli antichi sapori, e dà il logo, che non è altro che la copertina del mio libro, che è quell'insieme di prodotti. So che vediamo anche nel monitor alle nostre spalle, I sapori del Piave, storie di cibi tra passato e futuro. Inoltre San Donà di Piave ospiterà, la data è ancora da confermarsi ma è ormai certa, il 30 di luglio, nella piazzetta appunto del caffè letterario, la stessa iniziativa con le schede a disposizione. Il 30 di luglio, quindi chi volesse potrà prenderle lì. Assolutamente. E allora il periodo è stato prolungato, non è fino al 30 di luglio. Assolutamente, c'è anche agosto. Perfetto. Ascolta, mi stavo vedendo sempre nel libro, è diviso, i capitoli, scusami, sono divisi per gli elementi terra, acqua, fuoco e aria. Come mai? E come mai? È colpa dei miei studi filosofici innanzitutto, e quindi l'origine è la suddivisione un po' dei 4 elementi primari. Però c'è una ragione precisa nella storia della gastronomia, anche qui spesso ce ne dimentichiamo, ma noi pensiamo che la ricetta della nonna sia una specie di conservazione del passato, e invece pensiamo a quanto è profondamente cambiata l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco, i mezzi fondamentali che utilizziamo per cucinare, per coltivare. Queste modificazioni cambiano radicalmente non soltanto i sapori, non soltanto le qualità, ma anche proprio la tipologia dei cibi che noi mangiamo. E quindi anche un piatto che si ripercuote, che ritroviamo, un piatto antico che ritroviamo oggi, in realtà è profondamente mutato, perché sono profondamente mutati i 4 elementi. E da qui un gioco di costruzione del libro, di suddividere le tipologie alimentari e gastronomiche seguendo il percorso dei 4 elementi. Che bello, beh, io ho un ricordo di quando ero piccina che prendevo dall'orto i pomodori e li mangiavo così, forse non li pulivo neanche, erano squisiti. I pomodori di adesso sinceramente non hanno quel gusto, quel sapore antico che ricordo. Ascoltami, un prodotto, un sapore tipico del fuoco, che a me piace molto il fuoco. Ecco, attenzione che comunque quella suddivisione è simbolica, ovviamente nulla è per forza necessariamente legato. Mi ispira forza, potenza e comunque cancella, no? Il fuoco, a te che piacciono questi studi, queste cose, a me ricorda sempre il pane vin, il bruciare le vecchie cose e ricominciare da nuovo. Il fuoco mi piace, dimmi. Corretto, infatti nel percorso del libro troviamo nella zona dedicata, nell'area dedicata al fuoco, troviamo ovviamente la pinza, quel legame col fuoco rituale ovviamente è fortissimo, è pagano, è antico e ha a che fare con il rinnovamento del mondo. Ecco perché ci sono valori antropologici. Cosa vuol dire? Vuol dire che dietro ai cibi in realtà c'è la storia di un popolo, ed ecco quell'accenno al pane e vin che è corretto. E la pinza era anche di buon auspicio, se mi permetti, perché inserire tutti gli ingredienti fichi, le noci, le uvette erano di buon auspicio perché l'anno fosse buono, ricco di tante cose, per questo è ricca la pizza. Pinza. Compresa la tradizione che voleva che se tu avessi mangiato un maschio 7 pinze diverse avrebbe certamente trovato moglie, allusione evidente al maschio che non trovava moglie e che quindi veniva portato nella notte della cosiddetta Epifania, no, a visitare case diverse mangiando pinze diverse, nella speranza che qualche ragazza in realtà lo notasse. Non riguarda solo i maschi, perché quando ero in età da matrimonio, l'hanno detto anche a me, allora giravo disperatamente perché dicevo se no non mi sposo. Non so se ho mai mangiato 7 pinze, però. Ecco, ascoltami, concludendo invece dell'aria, un'altra cosa che puoi dirci dell'aria? Ecco, l'aria è andata ad ispirare ovviamente tutto il mondo dei volatili, della cacciagione, quindi, che è ricchissimo nel Veneto e nella tradizione veneta, anche se qui, se ci pensate seriamente, il mondo della cacciagione è talmente mutato che anche per il nostro Veneto la caccia valliva, la caccia di laguna sta cambiando completamente. Comunque io mi rivolgo per esempio anche all'allevamento e quindi i volatili, ma per esempio basterebbe pensare alla tradizione dell'oca, apparentemente trascurata, in realtà profondamente legata a che cosa? Ad altre contaminazioni culturali, e qui c'entra invece la cultura ebraica, grandi consumatori di oche, rifiutando appunto per motivazioni anche religiose il maiale, ed ecco che la coltivazione dell'oca per i veneti diventa un modo per intrecciare la cultura locale con quella del mondo ebraico.
E continua, perché c'è una tradizione che è ancora legata a Milano, ma per esempio se al di fuori di una casa si vedevano, oggi ovviamente non può più accadere, le piume dell'oca, significava che quella era una casa ricca. Ah però, bene, con l'oca, insomma con i volatili, abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione. Ti ringrazio Aldo per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E ricordo invece ai telespettatori l'appuntamento al 30 di luglio a San Donà e speriamo insomma di aver fatto cosa gradita parlando di questi sapori antichi che guardano al futuro. Alla prossima settimana. Un libro non contiene solo carta, inchiostro e colla. Un libro, un vero libro, racchiude un'intera nuova vita. Un lavoro di grafica ben fatto non è solo un insieme di forme e colori. La grafica è passione, tecnica, creatività, genio e sentimento. Ogni persona ha i libri che ha letto, le emozioni che un'immagine, una foto, un colore le ha dato. Noi lo sappiamo bene, perché dedichiamo la vita per un'arte e ci emozioniamo ogni giorno.